Questa trasmissione è offerta da Panificio Adami. Eccoci qui al punto a Telepriuli con il sindaco di Moggio Dinese, Giorgio Filoferro. Benvenuto sindaco, come vanno le cose? Bene, grazie Enzo. Stai bene? Tutto a posto, secondo i piani. Allora, parliamo un momentino di Moggio Dinese, questo importante comune nostro alpino, che comunque sia non solo per il turismo, ma comunque abbiamo anche dei problemi quotidiani, no? Perché dopo la ricostruzione ha cambiato volto, sono passati oltre 40 anni, passate molte amministrazioni, però per esempio il problema della viabilità è ancora un punto insomma, non dico dolente, ma comunque all'ordine del giorno. Sì, tocchi uno dei punti che sono dolenti non solo da noi, ma un po' ovunque, no? Dappertutto, chiaro. Diciamo che noi sentiamo sempre più la pressione della gente che chiede, in particolare la pista ciclabile, la famosa pista ciclabile che si è introdotta ormai diversi anni fa, proprio qua a Moggio. Sto fatto l'ultimo tratto a Resiutta e, come tu sai, è una pista ciclabile frequentatissima e in questo momento è un grosso problema. Proprio in questo periodo, fra l'altro, sono cominciati i ciclisti ad arrivare a tantissimi di loro, devono fare il tratto da Moggio a Venzone, devono fare in quella superstrada che è molto grande, in cui le auto corrono anche particolarmente veloce. E io da anni sto insistendo affinché si possa porre rimedio immediatamente. Si sente sempre parlare che questi lavori cominciano, però c'è sempre qualche intoppo. Di fatto adesso si vede il cantiere, ma non so sinceramente a che punto siano i lavori. Però essendo molto pericoloso quello tratto di strada che deve essere assolutamente sistemato per evitare appunto che possa accadere quello che fortunatamente non è accaduto fino adesso. Per mettere in sicurezza, insomma. Quello è qualche cosa che si vede sempre sui giornali. Poi per quanto riguarda la nostra viabilità, insomma, interna al nostro comune, devo dire che grazie all'assessore Roberti che ci ha concesso diverse contribuzioni a tal proposito, noi abbiamo provveduto ad asfaltare una prima parte e il prossimo anno, o già quest'anno, provvederemo a completare i tratti di asfalto. Quindi, tra l'altro, c'è anche la Valaupa in cui si sta interessando direttamente la provincia, ma ho sentito i tecnici proprio una settimana fa che quella è una strada molto frequentata da ciclisti e motociclisti, e anche lì comunque ci sarà un primo intervento, se non altro nelle posizioni in cui è maggiormente danneggiata, per poi completarlo successivamente. Quindi praticamente la Valaupa dicevi che è un punto particolare, no? Mi pare, perché insomma lì... Sì, d'estate è frequentatissimo, no? Da motociclette, quindi insomma, però ripeto, a quanto pare il primo intervento verrà fatto a breve e poi successivamente verrà sistemata anche le altre parti. Bene, naturalmente avete fatto il bilancio con tasse ai cittadini, avete tassato i cittadini oppure avete cercato di trovare... No. La coperta è molto corta, no? L'energia è aumentata, tutte le spese e per far quadrare i conti anche le amministrazioni sono in difficoltà, effettivamente è così. Sì, noi siamo un pochino fortunati, devo dire la verità, nel senso che il nostro bilancio è molto solido e quindi questo è un vantaggio non da poco. Per chi non sa le cose, il bilancio però si divide in spese correnti e spese di investimento. Spese di investimento sono più libere, nel senso che se uno vuole investire con le proprie tasche su un'opera pubblica può farlo. È molto più complessa la situazione per quanto riguarda invece le altre spese, quelle correnti, in cui invece sono tantissimi vincoli e lì bisogna veramente fare salti mortali, certo. Però non abbiamo assolutamente mai nel corso di amministrazione aumentato le tasse, abbiamo sempre cercato possibilmente di ridurle, almeno per quanto riguarda ovviamente quelle che sono quello che può fare il comune, tipo IMU e quant'altro, ne applichiamo comunque le aliquote più basse possibili, quindi non abbiamo avuto la necessità di incrementarlo. Tasse, quelle che sono tipo Tari, cose del genere, invece il comune può decidere ben poco, insomma, ma quelle purtroppo hanno subito un incremento. Ecco, senti, dopo la pandemia ha ripreso un po' anche l'attività, no? Perché chiaro, l'attività era un po', specialmente le piccole attività avevano avuto grosse difficoltà. Mi pare che è ripreso un po' col turismo, un po' con la nuova stagione, insomma, tutto aiuta. Poi
come popolo siamo un popolo che ci rimbocchiamo le maniche, insomma, penso che anche lì a Modo sia stata la stessa cosa, no? Sì, però qui apriremo, secondo me, un discorso complicato e lungo, nel senso che le piccole attività devono essere supportate maggiormente da Mm. regione, Stato e quant'altro. Io vedo che sono in grandissima difficoltà perché hanno, oltre alle gravosità burocratiche che sono sempre straordinarie, fanno tutti molta fatica. Questo lo vedo non soltanto a Moggio, ma anche in Stricordia, Udine, per esempio. Sì, sì. Adesso è molto difficile la sera trovare persone che girano e quant'altro. Le attività rispetto a 20 anni fa sono molto in sofferenza. Sì. E, sinceramente non ho mai visto l'intervento da parte dello Stato, e qui dovrebbe veramente intervenire, perché secondo me sono una delle categorie più danneggiate. È veramente difficile. Anche Noi poi, con il nostro piccolo sì, abbiamo dato una contribuzione durante il Covid per quello che potevamo, logicamente, però non sono queste le sì. soluzioni fondamentali, insomma, sono solo quei piccoli rattoppi che non possono funzionare. Diciamo che la soluzione deve essere strutturale e deve partire dallo Stato. Ecco, senti, Moggio è caratterizzata sempre con questo nome, si dice, no, la cartiera di Moggio era un punto, un vanto, no, della zona, ecco. Ma guarda, io sono molto in contatto con i vertici della cartiera che mi informano, c'è un grande rapporto tra me e loro, devo dire, in questi anni è stato coltivato e curato e la cosa mi ha fatto molto piacere. Naturalmente anche lì ci sono, come tutte le cose, ovviamente alti e bassi. Al momento però non è che ci possiamo lamentare. Io so che anche loro erano in grandissime difficoltà pochi mesi fa, quando ci sono stati questi terrificanti incrementi della spesa del metano. Anche loro però naturalmente erano una situazione di tanti altri, però so che sono bravi, devo veramente riconoscere che sono bravi, a cominciare dai vertici per finire con gli operai che so che hanno bisogno di molta specializzazione prima di imparare molto bene a fare quel tipo di mestiere lì. Quindi la cartiera per me ha assunto un ruolo primario, in modo assoluto ovviamente, in questi miei mandati, insomma, da sindaco, e ho sempre cercato di supportarla perché chiaramente un po' il cuore economico non solo del nostro È paese, ma anche un punto di riferimento importantissimo. noi abbiamo, oltre a questa cartiera, perché trovo giusto dirlo, anche un'altra cartiera più piccola Sì. che si chiama Art Cart, che ha meno dipendenti, ma che sta facendo veramente molto bene. Ritenevo doveroso dire che Moggio non ha solo una cartiera, ma in realtà ne ha due. Mm. Senti, con i medici, come siete con i medici di base lì? Ah, non ti dico le... Guarda, allora, siamo messi in questo momento bene, fortunatamente, nel senso che abbiamo avuto due medici che sono andati proprio recentemente in pensione, tra cui anche il dottor Cedaro, Mm. e sono stati sostituiti. In questo momento abbiamo ambedue sono stati sostituiti. Per quanto riguarda la dottoressa Vescovi, che ha preso il posto del dottor Cedaro, l'ha preso definitivamente, mentre per quanto riguarda invece c'è un altro dottore, in questo momento, il dottor Pischiutta, Che comunque e sia per il momento siamo coperti. Siamo pristinato, coperti. insomma, il servizio funziona. Ecco, la sanità in genere è sempre sotto, no, i riflettori di tutti gli amministratori e per cui vediamo il dibattito anche sul giornale dove c'è un batti e ribatti, non si fa mai abbastanza. Io penso che oltre dire che il bilancio regionale è oltre il 50% per la sanità, perché il nostro benessere, la nostra vita, insomma, è chiaro che tutti ci teniamo, però come vedi la sanità in montagna, tu nella zona tua, perché è una zona molto nevralgica, anche complicata, dobbiamo essere onesti. Che è comunale, noi abbiamo 71 ospiti e ti posso garantire che ho passato 2 anni veramente molto difficili. Ho dovuto continuamente sopperire a problematiche. A un certo punto, il mese di novembre, dicembre, eravamo sull'orlo della chiusura perché c'era un problema di fondo in cui mancavano gli infermieri. Senza infermieri non si poteva fare. L'azienda sanitaria aveva molte difficoltà a passarceli, come a tutte le altre case di riposo del resto,
E quindi è stato veramente molto molto difficile. Alla fine, grazie al nuovo appalto che abbiamo fatto, siamo riusciti a superare questo problema che sarebbe stato enorme, perché ci sono una sessantina di dipendenti nella nostra casa di riposo. E poi ti lascio immaginare cosa poteva accadere se questa fosse stata chiusa, no? È stata dura e alla fine in questo momento fortunatamente siamo messi bene. Parlo di sanità, tendo a parlare di un argomento che conosco, nel senso che Sì. questo è l'argomento che l'ho vissuto direttamente, personalmente, con grande fatica, per cui questo è quello che posso dire. Sono stato a volte aiutato, devo dire, dall'azienda sanitaria, a volte no. E questo è accaduto, insomma, è inutile negarlo. Insomma, è quello Però che... alla fine si guarda quello che è stato fatto e sono molto molto contento perché ho passato veramente dei momenti bruttissimi, credimi. Ecco, senti, in chiusura di chiacchierata, che dopo magari verrai un po' anche a Udine, perché dovrai venire anche da noi, prima o dopo, io verrò da te. Volevo dirti, saranno adesso degli eventi, no? Turismo riprese, soprattutto la bella stagione. Ecco, un evento immediato, il più vicino possibile a Moggio Udinese, non so, il mese di giugno. Vabbè, che fate guarda, voi. Noi facciamo sempre degli eventi, però anche quest'anno, dopo la bella soddisfazione di 5 anni fa, 6 anni fa, arrivano ragazze da tutto il mondo sostanzialmente. Oggi è un po' baricentrico per quanto riguarda le forre torrentizie, e hanno deciso, sono trovati molto bene 6 anni fa. Di solito prima di tornare in un paese si sta un sacco di anni in più. Invece quest'anno, il 31 luglio a 7 agosto, sarà previsto di nuovo questo grande evento internazionale. Ecco, che si chiama, ripeti bene? Raduno internazionale di canyoning, sarà fatto proprio qua. È bello perché è proprio internazionale. E quindi insomma un evento da sottolineare. Naturalmente io penso che anche le nostre telecamere potranno venire un momentino a testimoniare questo exploit. Volentieri. Va bene, allora io ti ringrazio per la disponibilità, perché insomma sei stato molto gentile, e per cui speriamo che tu venga giù in sede per fare una puntata un po' diversa, insomma. Va bene? Un giorno vengo. Grazie Enzo. Mandi auguri a tutti, a Moggio. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Panificio Adami.